Sì, grazie Presidente. Dall'intervento del Presidente Liva non ho ben capito se preferisce tornare in Commissione a parlarne, ma mi sembra un po' tardiva vista la legislatura che volge al termine e ormai l'ultimo ostacolo, mettiamolo così, che manca è quello del bilancio che, come sappiamo, andrà in discussione da qui a nemmeno un mese. E quindi credo che un ulteriore passaggio in Commissione possa essere, tra virgolette, superfluo. Io vorrei fare solo un appello eventualmente a chi ancora non ha letto le norme, le modifiche che abbiamo inteso apportare con questa proposta di legge, di farlo quantomeno per poi prendere una decisione nel merito di quello che c'è scritto e non nel merito di quello che può essere il titolo mediatico del provvedimento, se lo vogliamo chiamare stop poste puntuali, perché ci sono tutta una serie di articoli, sono modifiche alle nostre norme e quindi credo che si possa fare comunque un ragionamento, se non articolo per articolo, quasi. Fatto questo appello, io l'unica cosa che volevo aggiungere al dibattito è che tante volte, è vero, ci si è trovati di fronte alla necessità di dover intervenire puntualmente per risolvere qualche problema, aiutare qualcuno magari o qualche associazione in caso di difficoltà, ma quello che abbiamo sempre in qualche modo sottolineato e voluto, diciamo, anche contestare non era tanto la capacità o la possibilità che quest'Aula potesse intervenire in quel contesto, ma era il fatto che intervenendo in maniera, come si dice, puntuale, con nome e cognome per un'unica associazione, si lascia magari fuori dalla possibilità di ottenere lo stesso tipo di provvedimento o lo stesso tipo di contributo ad altre associazioni di cui probabilmente non abbiamo conoscenza, magari anche solo in quel momento lì, perché qualcuno si è fatto avanti, qualcuno magari ha avuto la possibilità di contattare il Consiglio regionale, altri o non ci avevano pensato o non hanno avuto la stessa possibilità. Ecco perché noi non diciamo che quest'Aula non deve intervenire per risolvere i problemi, anzi siamo qui apposta. Però ci sono delle modalità previste anche dalla legge nazionale, come ricordava la consigliera Bianchi prima, che prevedono il modo in cui quest'Aula dovrebbe intervenire, può farlo, è una questione di tempistica, bene, è una questione di tempistica, lo sappiamo, ma quante volte abbiamo detto che abbiamo troppa burocrazia, quante volte abbiamo detto che si perde troppo tempo per fare determinati bandi, eccetera. Allora, delle due l'una, o facciamo un passo verso la semplificazione anche di questa regione, anche nel distribuire questi provvedimenti, oppure andiamo avanti così, diciamo che la scorciatoia, la via più veloce è presentare un emendamento a mezzanotte e mezza del 25 di dicembre e fare in modo che poi questo passi, ci nascondiamo dietro alla necessità del caso specifico e facciamo finta che tutto vada bene, senza magari poi arrivare a gennaio con un provvedimento che possa risolvere effettivamente la stessa situazione per non trovarci poi a luglio a fare un'altra posta puntuale. Ecco, questo è ovviamente il motivo per cui noi in tutti questi anni abbiamo sempre contestato questo modo di intervenire e credo che nulla abbia a che fare con la capacità di quest'Aula di produrre leggi buone, ma che però valgano per tutti i cittadini e non solo per quelli che ogni tanto tirano qualche giacchetta in più. Grazie.